un cittadino di origine senegalese, Sì. ma amo definirmi un senegaliano perché vivo e lavoro in Italia ormai da 20 anni, quindi ho imparato tanto da questo paese, ma senza mai dimenticare chi sono e da dove vengo. Quindi mi porto dentro culture, tradizioni, usi, costumi legate alla civiltà negro-africana, ma che purtroppo non riscontro qui, perché purtroppo l'idea che ci si fa dell'Africa, della sua storia, passa attraverso i libri di testo scritti dai francesi, e quindi per quei francesi tutto quello che non era comprensibile non era mai esistita. E io invece tutto quello che ne risulta nei libri di testo mi rappresenta. Allora mi sono ritrovato un po' nella condizione di poter condividere con la popolazione italiana di questo paese che mi ha ospitato una visione differente di me e di tanti altri uguali a me in questo paese. Quindi la mediazione interculturale, cioè essere un ponte da attraversare per giungere quello che apparentemente era inconciliabile, e quello il mio unico cruccio, e farlo scegliendo i mestieri artistici che vanno dal teatro alla musica, al canto, alla recitazione, oppure all'esposizione di opere provenienti dall'Africa, dal Senegal al Mali, alla Costa d'Avorio, al Camerun, al Congo, al Gabon, per raccontare un po' l'Africa precoloniale. Quello è sempre stato il percorso che avevo scelto, che non è casuale, perché ho avuto la possibilità, pur andando a scuola in Senegal, di vivere assieme al nonno, il quale ci teneva tanto a farmi capire un po' quanto una visione critica possa far crescere mentalmente, spiritualmente. Quindi sono cresciuto con una doppia identità culturale, ma da questa parte quello che mi determina era poco conosciuto, perché c'è sempre minor spazio riservato a noi della diaspora, ci si fila molto di più dell'africanista che dell'africano. Allora ho cercato di bypassare il sistema mediatico per fare sì che l'arte e la cultura sia di prossimità, non in un luogo isolato quale il museo, dove l'opera è appesa e c'è un cordon rouge, no? Che ti dice fin dove puoi arrivare. E invece l'arte africana non è un oggetto decorativo, non è un oggetto scenico, non è inerte, è un'opera che ha bisogno del sostegno umano per apparire e comunicare. Allora io porto l'arte verso le persone per farci conoscere differentemente, per forse un giorno riuscire a cambiare il paradigma che porta le persone a immaginarsi sempre vedendomi al solito Vukumpra, ma che qualcuno si fermasse a pensare che magari dallo stato di Vukumpra si potesse passare successivamente allo stato di Vupensa. Veniamo alla mostra che è in atto qui a Codognè e che tu hai portato. Di cosa si tratta? Delle maschere, mi dicevano, di legno, Sì, che sì, tu sì. hai ereditato dal nonno. Dal nonno, sì, che era interprete nell'Africa coloniale, quindi quando arrivavano le autorità lo portavano perché giustamente doveva tradurre le comunicazioni, e accogliendoli le popolazioni gli donavano ciò a cui tenevano di più, che erano le maschere e le statue, e questi ultimi prendevano, ma poi dopo li lasciavano al nonno perché è poco considerato di valore. Invece il nonno capiva l'essenza dell'animo africano e ci teneva tanto a trasmettermelo, perché lui aveva un figlio maschio che morì durante la seconda guerra mondiale, e io sono nato poco tempo dopo e mi fu dato il suo nome. Quindi il nonno ha voluto rivivere con me ciò che non era riuscito a vivere con il figlio mancato.
Ecco, quindi ce l'ho sempre dentro. Quindi una mostra che raccoglie praticamente, si può dire, l'anima generosa di quelle popolazioni che andavano a visitare, che si sentivano di donare Sì, questi oggetti che per loro erano preziosissimi, certo. per trasmettere loro la loro essenza, Sì, diciamo, sì, sì, che perché il nonno è riuscito a cogliere e a fare in modo che potesse sopravvivere anche certo. culturalmente a questo, men- non so se è giusto chiamarlo menefreghismo di chi non capiva la loro importanza, giusto? Certo, perché se guardiamo bene l'evoluzione dell'arte negro-africana in Occidente, si è partiti con chiamarla arte negro-africana. Poi dopo aver scoperto l'America Latina hanno cambiato tutto creando un sottogruppo definito l'arte primitiva, ma dopo che i grandi classici pittori, pensatori si sono ispirati di quella forma di arte, uno di questi molto più rappresentativo fu Picasso con Le Demoiselles, allora un po' il paradigma ha cominciato a mutare, ma non è bastato quello per portare l'opinione pubblica occidentale a considerare quella forma artistica come arte pura. Allora c'è sempre stato bisogno di mettere assieme alla parola arte un'etichetta per differenziare quello che noi consideriamo arte e quello che arte significa per gli altri, che aveva un valore minore. Io ho cercato di perequare quella forma di ingiustizia, portando le persone a penetrare nell'animo africano e renderci conto che siamo tutti ugualmente diversi e che non vi è mai una cultura esclusiva, perché ogni cultura è figlia di micro e sottoculture. E questo è il messaggio che trasmetterai stasera a Vittorio Veneto e poi venerdì qui a Codognè con il tuo pezzo teatrale che si chiama. Sì, sono due, c'è Invisibili, che è un po' un percorso sulla memoria, a cavallo tra passato e presente, per proiettarsi nel futuro. Partiamo dalla schiavitù per arrivare alla Shoah, al dramma dei migranti di oggi e porci la domanda: che vogliamo fare domani? Perché l'umanità non ha brillato per la sua capacità di seminare l'idea di fratellanza. L'umanità ci ha lasciato in eredità un mondo fatto di conflitti, di persecuzione, mortificazione, vessazione, razzismo, indifferenza. Quello non ci ha portato bene, penso, non ci sentiamo felici nell'appartenere in questo mondo, ma dobbiamo appartenere a questo mondo e per fare ciò abbiamo bisogno di cambiare il nostro paradigma antropocentrico, considerarsi semplicemente parte di una famiglia molto ampia chiamata umanità. Il migrante non è la causa del male né la conseguenza, perché se la scimmia avesse tutto quello che occorre sui alberi per vivere bene, mai e poi mai avrebbe pensato di scendere per terra. Scende perché in cima all'albero non trova ciò che gli consente di vivere felicemente. In Africa abbiamo una situazione anomala. Il continente africano è l'unico continente al mondo che produce quello che non consuma, per poi consumare ciò che non produce. Il continente africano garantisce il rifornimento di circa l'80% delle materie prime che consentono all'Europa di svilupparsi, ma gli africani muoiono di fame. L'Occidente è molto più interessata a vedere se c'è l'acqua su Marte, ma non pensa minimamente al giovane africano nel villaggio che muore di sete. Ma in che mondo viviamo? Allora il testo Invisibile si chiude con una domanda: è Cristo che scende sulla terra e deve reinterpretare i 10 comandamenti, parlare all'umano.
a parlare all'umano che c'è in ciascuno di noi, che sia musulmano, cristiano, ateo, ebreo, non importa, sei parte di questa stessa famiglia, perché tutti noi nascemmo dalla stessa semente divina, con una domanda: che ne sarebbe della vostra vita se non fosse nati qui, ma là, oltre il mare, oltre il deserto? Noi non cerchiamo risposte, poniamo domande. E questo problema, chiamiamolo così, che c'è adesso dell'immigrazione in Europa, secondo te troverà una soluzione? Qual è la via giusta per arrivare a comprendere che, come dici tu, si fa parte tutti di una stessa umanità e perciò dobbiamo essere più accoglienti e più anche aperti verso chi arriva, specialmente pensando che anche noi, per esempio in Italia, abbiamo fatto lo stesso percorso all'inizio del Novecento. Chi non ha qui un parente o un amico, un fratello, una mamma, un papà che non abbia avuto a loro volta un amico, un fratello, un parente che non è emigrato o in Argentina o negli Stati Uniti? È cambiato ovviamente il sistema di emigrare, perché si partiva con le navi, si arrivava a Ellis Island, si faceva la quarantena o dove andavano. Oggi si arriva con i barconi, tanti non arrivano. Il Mediterraneo, come dice anche Papa Francesco, è diventato un cimitero, il cimitero più grande che abbiamo. Come si risolve questo problema? E includendo la diaspora. Io sono originario del Senegal. Chi meglio di me capisce cosa può spingere un giovane senegalese a lasciare alle sue spalle i suoi affetti e i suoi effetti e tentare l'avventura in mezzo al mare, pur sapendo che il 90% dei casi rischia di finire in fondo al mare? Ma nessuna madre metterebbe il proprio figlio su una barca se la terra che ha abbandonato non fosse migliore del mare. Il dramma è proprio questo, perché ascoltandoci forse le scelte politiche sarebbero consone a interpretare bene e meglio il fenomeno migratorio. Il punto è molto semplice: tutti i fondi erogati per la cooperazione internazionale sono miliardi, aumentano sempre di più, eppure i giovani continuano ad arrivare, c'è qualcosa che non torna. Se io incontro qualcuno che mi vede il volto lacrimato e mi chiede perché piangi, e io rispondo perché ho i figli a casa e non sono nelle condizioni di sfamarli, mi dà 100 euro, vai, dagli da mangiare. Io sorrido, ringrazio, torno a casa, ma 10 minuti dopo ritrovo i miei figli sotto casa sua che piangono perché hanno fame. La prossima volta che mi vedrà mi farà bianco, mi dirà: com'è possibile, io ti ho dato 100 euro per i tuoi figli, 10 minuti dopo me li ritrovo a casa che piangono perché hanno fame. Ed è questo semplicemente. I fondi erogati dalla cooperazione internazionale come forma di aiuto allo sviluppo, tutto quello che vogliamo, non vanno alle popolazioni destinatarie, ma finiscono in tasca ai loro governanti. E la cosa più assurda è che i nostri governanti qui in Europa hanno più occasioni di incontrare con i nostri governanti ai quali fu assegnato quel fondo destinato alle popolazioni. Allora bisognava anche chiedere loro di rendere conto della fine che hanno fatto quei fondi. Ma quante volte si saranno incontrati nei convegni internazionali, nei summit, nelle assemblee? Perché non vogliono mettere loro davanti alle loro responsabilità? Forse a qualcuno piace che il fenomeno continui così, per alimentare un po' il conflitto tra i penultimi e gli ultimi. E cosa ti proponi di ottenere con questa mostra e con queste rappresentazioni teatrali? Vuoi arrivare al cuore delle persone? Vuoi fare in modo che capiscano
il dramma e la cosa che c'è dietro a questa diaspora che tu hai appena descritto, o c'è qualcosa di più? No, c'è molto di più, perché io vivendo qua mi rendo conto che quando c'è la giornata della memoria ci si focalizza soltanto sulla Shoah. Probabilmente forse perché noi negroafricani non abbiamo la giornata della memoria, perché non è possibile averne una. Perché se dovessimo destinare ogni giornata dell'anno ad un fatto negativo che ci ha colpiti, non basterebbero 365 giorni. Noi preferiamo parlare delle memorie. E siccome la politica sembra accecata da una visione storta della nostra storia, del nostro essere africano, io mi sono posto la domanda. Un giorno mio figlio mi chiederà: papà, tu che c'eri? Che cosa hai fatto per cambiare le cose? Allora ho cercato di preparare la risposta che potrei dare: investire nella gioventù, portare quello che sono attraverso i valori culturali, visioni, sogni e speranze da condividere con la popolazione. Fare sì che nessuno abbia più la scusa di dire di non aver mai saputo. E poi le scelte sono sempre individuali. Certo. Imparare a lasciar crescere ciò che nasce, gustare ciò che è maturo e seppellire ciò che è morto. Muovermi sempre non con un dito puntato, ma con una mano allungata, per un camminare insieme, imparando dagli errori commessi nel passato. Un'ultima domanda e poi ti lascio. Come ti sei formato culturalmente? Dove hai studiato? Da dove arriva la tua conoscenza dell'arte, del teatro, della musica e quant'altro? Perché noi in Africa abbiamo una tradizione orale, noi in Africa siamo custodi del verbo, non è la parola, è il verbo, perché parlare non è da tutti, non tutti parlano, non tutti quelli che sanno parlare parlano sempre. Bisogna imparare a dare al tempo il tempo di produrre i suoi effetti. Io, essendo stato accolto qui, ho cercato di restituire alla collettività ciò che mi sentivo in grado di fare meglio: la comunicazione attraverso la musica, il canto, il teatro, la decodificazione dei messaggi che celano le maschere e le statue. Perché è chiaro, l'Africa è un continente, non è un paese. Non perché siamo tutti abbronzati che abbiamo la stessa forma mentis. Dobbiamo imparare un po' a cambiare il nostro paradigma, perché l'essere umano non è l'attuazione di un algoritmo, è una storia evolutiva. Imparare a considerarci come dei libri che aspettano di essere letti. Portare le persone a risentirsi incuriositi da ciò, una idea, da un pensiero che uno come me potrebbe avere nella sua mente, ma se non mi si offre l'occasione di esprimerlo, come farò? Rimarrò sempre un numero. No, io vorrei uscire dallo stato di invisibilità, essere presente nella vita di tutti i giorni attraverso un'espressione artistica, un volto diverso, una pronuncia diversa, una flessione diversa, ma con sempre nel cuore e nella mente un ideale di giustizia, di equità, di lealtà, di etica e di reciprocità. Prepararci all'incontro tra culture, che è l'appuntamento del dare e del ricevere.